Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In Senato comincia l'iter per il cosiddetto decreto ponte relativo all'infrastruttura che si pone l'obiettivo di ridurre l'impatto delle distanze tra Sicilia e Calabria. Per quanto riguarda gli emendamenti ci sarà tempo fino al 27 marzo. Gremito il Duomo di Messina per i funerali di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa il 10 marzo scorso dall'ex compagno. Una parte di me è andata via con te da quando non ci sei più, lo ha affermato la figlia Roberta salendo sull'altare al termine della celebrazione. Niente domiciliari per l'ex manager dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone, coinvolto nell'inchiesta sugli appalti truccati nella sanità siciliana. A stabilirlo la decisione del Tribunale del Riesame che, respingendo il ricorso della Procura, ha confermato l'esito negativo alla domanda di arresto. Incidente sulla linea ferroviaria Palermo-Catania in provincia di Enna, dove un treno ha investito un furgoncino incastrato all'interno di un passaggio a livello chiuso. Nonostante l'entità dell'impatto non si registrano feriti. Chiudiamo con il meteo. Dopo 2 giorni di intenso maltempo arriva in Sicilia la quiete dopo la tempesta. Per domani si prevede tempo stabile e per lo più soleggiato in gran parte della regione, con qualche lieve criticità nelle province di Catania e Messina, per le quali la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.